Ciao a tutti, sono Andrea Ussai, portavoce in Regione Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle. Il Consiglio regionale ha da poco votato la riforma sanitaria e il Movimento 5 Stelle ha votato in maniera contraria e adesso vi spiegherò perché. La posizione del Movimento 5 Stelle si è formata così: siamo partiti dal nostro programma regionale fatto insieme con i cittadini. Abbiamo fatto 5 incontri nelle diverse circoscrizioni del Friuli Venezia Giulia per parlare con i cittadini e spiegare quello che si voleva fare con la riforma sanitaria. Abbiamo incontrato dei operatori che lavorano nella sanità, che hanno voluto condividere con noi il loro pensiero, e poi alla fine abbiamo fatto una votazione online in cui abbiamo cercato di spiegare ai cittadini con parole semplici cosa si voleva fare con questa legge e abbiamo raccolto le loro opinioni. Dal nostro punto di vista, anche a seguito di queste votazioni, questa legge presenta 2 punti di forza, ma anche molte criticità. Il punto di forza è l'unione tra ospedale e territorio, che potrà garantire una regia unica nei diversi territori, un miglior uso delle risorse. Un altro punto di forza è la valorizzazione delle professioni sanitarie, che anche noi abbiamo incentivato proponendo alcuni emendamenti. Ma le grosse criticità dal nostro punto di vista è la totale assenza di un piano economico-finanziario che giustifichi anche i servizi che verranno resi in più. Ricordo che uno degli obiettivi della riforma era quello di rendere la sanità sostenibile nel tempo. Altre 2 grosse criticità che abbiamo sollevato sono: uno, la chiusura praticamente dei piccoli ospedali. Dal nostro punto di vista non doveva esserci una riconversione totale di queste strutture, ma bisognava mantenere alcuni servizi essenziali, come ad esempio le medicine, che sono ampiamente utilizzate, con tasso di occupazione del 98%, un'area dell'emergenza che andrebbe graduata struttura per struttura e anche una day surgery a bisogno in appoggio dell'ospedale, per cui non andavano riconvertiti totalmente, ma non c'è stato nessun dialogo con la maggioranza che, avendo i voti, ha proceduto alla realizzazione della riforma Fasola. L'altra grossa criticità sono il numero delle aziende e la loro distribuzione territoriali, che non rispondono alle esigenze di salute dei cittadini, ma solo a quelli della politica. Ricordo che a livello nazionale ci sono circa oltre i 410.000 abitanti per azienda sanitaria. Noi passeremo da 200.000 a 240.000 e quindi ridurremo il numero delle aziende da 11 aziende che abbiamo in regione a 10 e poi da 11 a 8, mantenendo così molti direttori generali, molti dipartimenti e quindi molti posti da nominare che ai cittadini non servono. Bisognava ridurre e rendere più efficiente il sistema, ma anche non rompere quelli che sono i percorsi di salute che ci sono attualmente. Riassumendo, la Presidente Serracchiani ha messo davanti agli interessi di salute del cittadino il numero di poltrone da nominare. In 2 parole, tante aziende, tante poltrone. Ciao a tutti.